Non è nel nostro ruolo quello di contestare o commentare le sentenze della Corte Costituzionale, peraltro io non sono un giurista innanzitutto, ma poi dobbiamo ancora leggere la sentenza, abbiamo solo letto un estratto. Dopodiché evince un problema. Il problema è che bisogna legiferare, se non lo possono fare i cittadini tramite un referendum, che lo faccia il Parlamento quanto prima. Dobbiamo riempire questo vuoto normativo in merito al fine vita. Io personalmente mi sono speso come consigliere comunale raccogliendo e certificando firme. Io avrei sostenuto e sostengo tuttora questo referendum e le sostengo anche il disegno di legge proposto per un fine vita dignitoso e un'eutanasia legale. Io penso che per tutelare la vita umana bisogna tutelare la dignità delle condizioni di vita durante appunto la stessa vita e la dignità nella fine della vita. A oggi la dignità nel fine vita non è tutelato. Quando non si può celebrare un referendum è sempre una sconfitta. Attendo di poter leggere, diciamo, la sentenza. Certo che questo rimette la palla al Parlamento e il Parlamento ritorna centrale, una legge serve. Bisogna capire cosa si intende per respirazione artificiale, cosa si intende per alimentazione artificiale e cosa è un trattamento medico, cosa non lo è. Sono molte le cose da indagare. Io, ecco, sono per il rispetto della vita dal concepimento fino alla morte naturale, quindi credo che la vita debba essere sempre rispettata. Bisogna coniugare con quella che è la dignità del paziente in momenti così tragici come quando una persona si trova vicino alla morte. Credo che bisogna anche riprendere tutto il tema delle cure palliative e quindi che più che tanta eutanasia siano necessarie più cure palliative.